Mi chiamo Boubacar Dembélé e sento nel petto la vena che dissetta e nutre l'uomo, l'animale e la pianta. Scavo la sabbia e buco la pietra. Sono un cercatore d'acqua della settima via del Pepe, quella che parte dall'Indonesia orientale, attraversa le paludi di Sennar, raggiungendo la valle del Nilo. Si tratta di un esperimento, perché è un lavoro, è una commistione fra tre realtà diverse che si incontrano qui per la prima volta, cioè su un linguaggio che è quello dei burattini. Le realtà siamo io, che sono Marco Sanna, che ha curato la regia, Tonino Murru, che è fondatore storico di Smascareddas, burattinaio trentennale, 35 anni di burattinaio, e Mauro Palmas, che invece ha fatto le musiche e che suonerà le musiche dal vivo nello spettacolo. Il lavoro è tratto da una favola scritta da Massimo Carlotto che si chiama La Via del Pepe. Su questa favola noi abbiamo lavorato per costruire lo spettacolo. Lavorando su questa favola ci siamo resi conto che il linguaggio dei burattini, che di per sé è sempre irriverente, sempre sopra le righe, poco si adattava, no? al lavoro sulla favola in sé. Quindi abbiamo deciso di fare un'operazione in cui abbiamo costruito anche una parte che fa da contraltare alla favola, che è una parte dove noi abbiamo uno spaccato appunto irriverente e scanzonato anche in una certa maniera di un'Italia che è immaginata, non è esattamente la realtà. Perché lo spettacolo parla di un tema difficile, che è il tema dell'immigrazione clandestina, che è il tema appunto che in questi giorni, ahimè, se ne discute tanto. La favola è molto semplice, nel senso che è un barcone che cola a picco, come tanti se ne sentono, c'è un sopravvissuto, un unico sopravvissuto che ha un lungo discorso, dialogo con la morte in mezzo al mare. Dopodiché il ragazzo si salverà e tornerà a casa. Di contraltare appunto abbiamo invece tutta un'altra situazione che si svolge sulle coste di questo posto che non dichiariamo come Italia, ma che si riconosce dai suoi personaggi, che invece un po' discute di quel che succede nel mondo, no? Soprattutto su questo argomento, e ne discute in una maniera un po', appunto, si può dire anche ignorante, perché non è un brutto termine, non è una brutta cosa dirlo, per strappare un po' anche la risata, per alleggerire un po' l'argomento, che di per sé non è che vada alleggerito, perché purtroppo è un argomento importante, però è ovvio che nello spettacolo, insomma, hai bisogno comunque anche di rilassarti in alcuni momenti. L'argomento è molto... Certo. Il burattino e il burattinaio. Quante cose può dire quel burattino in scena che l'uomo non può dire, o che il burattinaio direttamente non può dire? Questa è la sfida del bravo burattinaio, questo è appunto il problema. Io quando ho iniziato avevo letto una didascalia di un libro che diceva: per sconfiggere un ipocrita non conosco strumento migliore di una marionetta. E poi il grande Obrazov dice i burattini, insomma gli oggetti da animare iniziano dove l'attore finisce come particolarità. Però diciamo che siccome i burattini hanno fatto comunque la storia del teatro almeno fino agli anni 60 e anche fino agli anni 70 dell'Italia nostra del Novecento, e la facevano in un modo forte, in un modo politico. Allora c'era il fascismo e quindi i burattinai parlavano contro il fascismo. Ora la mia sfida personale è stato proprio questo fatto di parlare di questo argomento. Mi fa piacere, cioè mi appassionai all'idea, però mi appassionai all'idea di lavorare appunto alla favola di Carlotto, perché è un mezzo, però poi siccome il teatro ancora è qualcosa di più di quello che è uno scritto, no? E la fortuna appunto di aver incontrato Marco Sanna, che appunto ha curato la regia,
E Marco Sanna fa un teatro che si adegua ai tempi, quindi si pone il problema si pone il problema di raccontare anche la forma, perché noi siamo un popolo di forma, non siamo un popolo di contenuti. Oppure i nostri, cos'è quando uno dice ma buttateli a mare, rifategli fare quello di prima, ma chi sono? Cioè, come può arrivare un popolo che è stato a sua volta un immigrante arrivare a pensare questo? Io non voglio pensare che sia contenuto, voglio pensare che sia una forma della politica che non sa trovare una soluzione, che non vuole trovare una soluzione. Venite a vedere questo spettacolo perché? Perché è un esperimento e quindi gli esperimenti hanno sempre un loro perché. Ecco, è un esperimento insomma, che ci permetterà di usufruire e di apprendere una storia in un modo diverso, perché è raccontata, in parte è raccontata da persone in carne e ossa, ma è raccontata attraverso appunto attraverso i burattini che ci portano a riflettere in una maniera diversa rispetto a come siamo abituati solitamente.